Abbiamo pubblicato proprio stamattina questo screen in cui viene riferito che Sebastiano Visintin già di prima mattina uscirebbe con la bicicletta. Questo sembra essere un ulteriore alibi, perché giustamente uno dice: come ha fatto a trasportare un corpo nell'eventualità o fuori da casa o anche da un punto stesso del paese al parco con la bicicletta? Sembra un'impresa inverosimile, ma in realtà, analizzando bene i filmati che lui stesso ha mostrato alla stampa, delle videoregistrazioni fatte con la GoPro, emerge un particolare che potrebbe dare una risposta ed un senso. Guardiamo bene nell'attimo in cui lui effettua questa curva, il retro della sua ombra. Noterete che subentra nello schermo un qualcosa di nero, una sorta di protuberanza che non dovrebbe esserci. Sembrerebbe essere una sorta di carrello o di carrellino. Questa cosa non è stata indicata ovviamente nelle testimonianze e, a detta di qualcuno, potrebbe anche essere il modo ideale per trasportare qualcosa, ad esempio un sacco nero. Se fosse un qualcosa del genere, sicuramente avremmo una nuova pista da valutare. Un ricordo di Lilli è la dolcezza, soprattutto la dolcezza che aveva, ormai purtroppo devo dire aveva, con un groppo in gola, quella donna, è unica, appunto. Questo qua posso dirvi, niente di più né di meno. Signor Claudio, mi scusi, ma riguardo al rapporto che aveva con Lilli, ci conferma che era un rapporto platonico, più da amico che da amante? Questo lo confermo, lo riconfermo, lo dirò sempre, questo lo posso dire, per cui è tutto qua. Mi dispiace anche di non poter parlare a ruota libera, però lo vorrei volentieri proprio in sua memoria, proprio per difendere la sua memoria. Ma non posso, non devo, per cui io mi aspetto che venga fuori tutta la verità, perché è venuta fuori solo parzialmente. Quando è morta esattamente, come è morta esattamente, da quanto tempo era lì esattamente, eccetera.